Benedetta Brioschi, prima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022 e primi spunti sul libro bianco della pesca che poi verrà presentato ufficialmente venerdì all'ultima giornata. Sì, siamo molto orgogliosi come degli European House Ambrosetti di esserci occupati di questa prima edizione del Libro Bianco della Pesca e dell'Acquacultura in Veneto insieme a Regione Veneto, a Veneto Agricoltura e ad Agriteco. Questa mattina ho anticipato alcuni dei messaggi chiave di questa analisi che sottolineano quanto il comparto sia strategico per il rilancio sostenibile della Regione Veneto e di tutto il territorio italiano. Solo per farvi un esempio, abbiamo calcolato insieme al nostro team che €1 investito in questa filiera ne genera ulteriori 1,18 nell'intera economia, quindi con un moltiplicatore di 2,18, i cui impatti quindi vanno oltre il settore primario di trasformazione, coinvolgono la filiera del turismo, della ristorazione, di tutti gli esercizi commerciali che ruotano attorno a questo comparto. Nella giornata di venerdì presenteremo 7 azioni molto concrete di che cosa si debba fare per sostenere lo sviluppo e il rilancio di questo comparto.